Beh, si ricomincia da capo, diciamo che si continuerà a perseguire l'obiettivo che è quello di dare un ospedale a un nuovo policlinico universitario. Come, dove, cercheremo di capirlo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Al momento c'è un arresto. Stop al nuovo ospedale. La posizione del sindaco Bitonci resta ferma sulla ristrutturazione dell'esistente, come ampiamente annunciato e dichiarato, non concede l'area di Padova Ovest e il nuovo ospedale non si farà. La regione dopo il tavolo di stamattina chiude la stazione appaltante e addio al progetto discusso per 8 anni. Una posizione, quella di Bitonci, che non recede. Mi domando, dice, come si sia potuta prendere in considerazione un'area, quella di Padova Ovest, dove Protezione Civile e tecnici hanno denunciato uno stato di dissesto idrogeologico. Altro che l'ipotesi del comune è quella del nuovo su vecchio su via Giustiniani e che non ci sono altre ipotesi. Un'ipotesi che al momento non convince i tecnici della regione. Questo è un vecchio progetto che si conosce almeno da una decina d'anni in Regione del Veneto ed è sempre stato cassato per difficoltà non tanto finanziarie, perché costerà comunque circa 300 milioni in più, ma per problemi di sito archeologico e di cronoprogramma che durerebbe almeno 20 anni. Rimane il sindaco della posizione che il futuro della sanità debba comunque rimanere nei confini della città, ma Padova Ovest avrebbe significato, spiega, anche una possibile deriva nel degrado. Io sono non solo il titolare della sanità ma anche della sicurezza della città. L'ipotesi di spostare l'ospedale, l'ipotesi che quell'area diventi un'area degradata è un'ipotesi che deve essere assolutamente valutata. Si dice preoccupato il direttore dell'azienda sanitaria Claudio Dario. Resto convinto, afferma, che ci voglia un nuovo ospedale che consenta ad una delle aziende sanitarie più importanti d'Italia di adeguarsi ai tempi, con un'organizzazione adatta alle nuove tecniche in grado di garantire il futuro dei padovani e dei veneti. Il rettore dell'Università Zaccaria sfugge ai media senza rilasciare dichiarazioni, se non una mezza frase amaramente ironica. Com'è andata? Com'è andata? Dottore? Soddisfatto? Si farà un nuovo ospedale?